Un saluto a tutti gli amici della Lega Calcio Friuli Collinare. Bene, arrivati a questo punto, compilando correttamente i dati associazione, i dati squadra e i dati tesserati, avremo nel riepilogo compilazione gli ok verdi. Se non fosse così, vi prego di rivedere le videoguide relative ai dati che vi mancano. O eventualmente, se avete dei problemi o dei dubbi, potete aprire una segnalazione con il link sotto il nome della squadra. In questo caso decideremo anche come pagare il costo del campionato, se in un'unica rata o in due rate. Fatto questo, ricordatevi che prima di fare consegna e iscrizione dovete controllare di aver inserito correttamente le tessere ai giocatori e ai dirigenti. Una volta fatto clic infatti in consegna e iscrizione non sarà più possibile effettuare modifiche. Quindi facciamo clic su consegna e iscrizione, procediamo con l'ok e arriveremo a questa schermata. Clicchiamo sull'affiliazione XEN, si aprirà un PDF già autocompilato, lo stampiamo e lo facciamo firmare dal presidente in tre punti, qua, qua e in fondo, e qui. Fatto questo torniamo indietro, apriamo anche affiliazione LCFC, anche questo foglio è da stampare, fare firmare nei riquadri da ogni singolo giocatore, qui. Fatto questo, far firmare dal presidente qui. Qua può firmare solo ed esclusivamente il presidente. Se il foglio stampato viene portato da una terza persona, bisogna allegare l'autocertificazione che indica che il presidente ha firmato questo foglio. Inoltre è da allegare una fotocopia della carta d'identità del presidente valida, e sottolineo valida, e una fotocopia dei bonifici, in modo che possiamo vedere i pagamenti già effettuati. Quindi, ricapitolando, portare tutti e due i fogli stampati e firmati. Fatto questo, buon campionato.